Saluto a tutti e benvenuti cari amici di Avabriguccia. Oggi vi portiamo a spasso con la scuola Doletta, che conoscono qualche chiasse. Se spassidiata ci faremo cantando, giocando a gumbeia, scontrando gli animali, facendo qualcosa con le nostre mani, ma per un momento di scappate subito nei vostri fratelli, che c'è la cominciare il lavoro. Allez, andate nei vostri fratelli. Muoviamoci. Ecco, Avabriguccia può aprire le porte. Allora, Robè, che fai qui? Vabbè, oggi andiamo a spasso. Mi piace lì, mi piace Ok. ma spassidia. Allora, Robè, ti propongo di avere la consegna che ne dici? Allez, scompriamo la consegna. Quale chi Quale ha che una legge? Joseph, allez, di tu. Allez. Allora, A spasso, conti. Andà a spasso in corso. andare a spasso in Corsica. Beh, ce ne sono spassidiate in Corsica, non so via. quelle che mancano, Allez, allora, io vi muoviamo. propongo un affare. Andare Sì. a spasso in Corsica. Mi viene in mente che cosa. Vi propongo per la nostra scenetta che ce la costruisce, di avere una guida. E può darsi 3 turisti che seguono questa guida per andare a spasso in Corsica. Posso fare con voi io? Sicuro, Posso fare una turista? noi possiamo fare i turisti. beh, sicuro. Quale chi voleva la guida? Tu, Ah, allez, Luca Bella Bella. Chi conosci come luoghi in Corsica? Chi sarebbe luoghi che sarebbero per andare a visitare? Andiamo a visitare Galanche. E Galanche di Piani. Dopo, In Lagriade. la Griade. Griade, Poi si Doletta, ci andare a visitare con Tunche. La Griade, dopo. Fesce, ti propongo di andare a visitare il Garruggio Fesce in Ajaccio, così. C'è anche un museo, ce ne so a fare C'è anche un museo. C'è un altro luogo con un museo. Ah, Un museo Famoso- di famoso. Corsica. Corte. Corti, brava, famoso. lo può fare qui, Becco che ne conosce assai, dunque può fare la guida senza Allora. problemi. Passiamo subito alla scenetta e poi ma costruisce. Allora, ma vai i turisti, ma i turisti sono a caratterizzare appena i personaggi. Chi vuoi va? Tu mi pare appena stanco, tu, no? E Ah, bon, allora poi va quello, sai, il turista con vuole mica merciare. Vuole mica. L'amica Lasio. Poi va a turista che ha sempre a fame. D'accordo? Ha sempre l'eau. Ha sempre l'uovo, ma sono mica quelle calò, ma boh, sei tu calò. Non posso fare quella io. Bon, d'accordo. E tu, Eva Luna? Te. Quella che piedi idrati. Sai, quelle che face sempre I selfacci, eh? Allora, allez, cominciamo. Allora, sai, ci propongo un affare. Ma va una piccola messa in scena. Donc, tu sei qui, passi, si presenti un logo e dopo passi a un altro logo qui e noi abbiamo a caratterizzare i turisti. D'accordo. Allez, comincia. Per cominciare poi... Dunque, c'è la seguità, ciò che la ige. sono felice... sono felice di farvi va o giro di Corsica. Allora, sono felice di va un giro di Corsica, cioè fa una guida appena chi si bia appena per un'altra. D'accordo. Sono felice di va un giro di Corsica. Sono felice di farvi va o giro di Corsica. Così bello paese. Bravo! Così bello Bello paese! paese. Ripiate. Così bello paese. Ripiate, noi abbiamo i turisti, Francine. Allora, ripiate, sono felice. Sono felice di farvi va o giro di Corsica. Così bello paese. E così in piani e galanche. Eccoci in piana. E galanche. E così in piani e galanche. E galanche. Che meraviglia! E galanche. Che Che meraviglia. meraviglia. Allez, andiamo a visitare. Andiamo a visitare, allora. Allez, andiamo a visitare. Allora, andiamo a visitare, dunque, ste pedre sono nate. Allora, ste pedre sono nate quando a Corsica era attaccata alle stereli per se franci. Le stere. France. Allez, basta i galanche. E così in città. Allora, prima di andare in città, io vi propongo di fare una piccola pausa e di andare a bere. Perché chi ha bandiera è nera? Perché? Ozzidi, a sapere che bandiere nere sono diventati leopardi o jaguar? Per via di una mutazione rara a sobille d'orna nera nera. I giaguari neri
campano nelle foreste tropicali d'America Sudana e i leopardi neri campano in Africa e in Asia. Questa pantera nera è un leopardo. Tale è un leopardo comune, questo attacca di noi. Ma per via di sua pelle così fosca è difficile di vedere. Come tutti gli altri maiò, le pantere nere possono sentire davvero benissimo, hanno una vista tremenda e sono forti assai. Possono volare dell'arbore, corre presto e chiappa prede più tamante che elle. È raro di poter sculinare in dei luoghi selvatici. Spesso è chiamiamo i spiriti di avorista. Magnifica sta pantera nera, è un piacere. Ma io Pedro, ti ho proposto un affare. Adi passare con Jean-Paul alla telu di canto perché chi aspetta. E poi lascio lavorare a Penuccia, ci ritroviamo dopo? Ci ritroviamo dopo. Allora, Zidi, a dopo. Allora, Zidi, venite. Saluto i canterini. Saluto, Benvenuti nella nostra telu di canto. Oggi abbiamo imparato una bella canzone a Jean-Paul. sono contento di imparare una canzone di un gruppo Boge Ventu. Di Boge Ventu, donna. Allora, chi è questa canzone? Come si chiama? Aspas. Di una canzone dall'anno in meglio, che non conosciamo, allora che facciamo? È muta per cantarla, che ne dici? Ma forse che c'è la pia tonalità. Ma buona tonalità, ma voglio lavorare appena. Per bere appena. L'importanza di tonalità, non c'è mica sbagliarsi, così no, siamo male. Allora, proviamo così. Danu erisele shaure Idia silanda dure a franca e gira Moe su paese riolta Nazione d'una volta Sempre denus spera Buona idea, abbiamo qui perché chi becco che possiede per tutti, ma ora ce la sapete. Erano lanciati, Proprio. Di cosa parla sta canzone, Elina? Di parte Parla di parte a spasso, Come so? In libertà. In libertà, Marie, chi ne dici tu? Da usperadino. Da usperare, di una canzone veramente per una bene più serena. Di una canzone allegra o una canzone triste qui? Allegra, mi pare proprio. Buon, allora continuiamo a lavorare su canto, a giustezza, a melodia. Allora, come si lavora a giustezza, Jean-Paul? Già, sono abbastanza giusti, Abbastanza giusti, anche a me mi pare. Proviamo a far cantare Elliot. Vuoi cantare? Così guardiamo tanta melodia, se lo c'è. Stiamo assente. Banu erisele shaure Idia silanda dure a franca e cida Moe su baese riolta Nazione d'una volta Sampiderno spera Allora, Jean-Paul. Vabbè, Qui appena andavo- va su certe ultime. Di appena va, forse che di tonalità con le amiche, quando noi cantiamo sempre, vabbè, ma di proprio, di un puntello di un ritmo, ma quantunque, agivagi. Ma fa una piccola pausa. Canta anche meglio che te, Canta meglio che me. Dopo. Che dopo ma fai i batti più chiari, tutto lui, Jean-Paul. Buona, allora, vi lascio lavorare e io vado a scappare alla televisione perché chi si mi aspettano. Lavora da appena giustezza, un ritmo. Quando urto, a sta assente. Adesso mo concerto. A dopo, Zide? A dopo, Saluto, Zidelli! Salute, E benvenuti in un nuovo salotto. Sapete che oggi a Fabriguccia ci andiamo a spasso e ha già approntato una boghe di umande per vedere se voi conoscete le vostre loghe. Ma prima di cominciare il nostro piccolo yoga, vi propongo di andare a nostra gara giornalista Lucia che ti è per da farsi una passata in Parigi. Oh Francine, oggi andiamo a spasso in Parigi. Siamo in Parigi, mica in New York. Anche qui, in la capitale di Francia, c'è una statua della libertà. Allez, andiamo a spasso. Prima andiamo ai Champs-Élysées per ammirare l'Arco di Trionfo dedicato ai vittori di Napoleone. Continuiamo
con la cattedrale Notre-Dame, una delle più grandi cattedrali gotiche di Francia. Vogliamo fare un giretto non stavo più mesena? Di sicuro! Così bella maniera per scoprire la città più visitata del mondo, con 28 milioni di turisti all'anno. E capite che queste bellezze storiche, i suoi musei, i suoi ponti e anche le bellezze più moderne, Parigi ci faceva una bella spaziata. Forse sarebbe ora di via appena d'altezza, con il monumento più famoso della capitale francese, a Torre Eiffel. Ma c'è tanto da fare in Parigi, tanti simboli che sono i testimoni della sua storia strasiata. Una storia rivoluzionaria, una storia che sbocca oggi dentro un Parigi multiculturale. E bello lontano il piccolo paese di Piscaori, in cui i romani fondano la città di Ludedia 2000 anni fa. Ma qui c'è poco tempo per scalarsela, ce la spicciassi sempre. Beh, sei pronto a go e scegli la notte parigina. Un'altra spaziata ricca di scoperte e di lumi che non mancherà di stonare sempre. Allez, vi lascio che mi verrà in cima di Torre Eiffel. Grazie cara Lucia, attento non cascata a Torre Eiffel, ma ricordando. Allora, siamo pronti per l'indovinelle? Yeah. Allora, cominciamo. Trovate uguale so. Mi potete trovare in un golfo di Borto. Se bobiate a strada di bordo di mare sia partendo da Iaccio e di Galvi, di sicuro mi scontrarete. Si può dire che sono un'opera di natura, una formazione geologica di pietre vulcaniche scolpite da vento e un mare. Con piane cargese siamo proprio vicine. Quale so? So? E Galanche di Pian? E Galanche di Pian. Brava Mae. Bravissima, continuiamo. Luna. Sai Francine che fanno parte di un patrimonio mondiale di UNESCO. Fanno parte di un patrimonio mondiale, brava. E hanno un colore rosso, arancio, magnifico, quando uso il idiota. Bravo, tu sei sicura che l'hai già visto queste galanche per parlare così? E troviamo dentro a quasi 3 chilometri. Ah, ci sono a 3 chilometri, sono lunghe queste galanche. Una bella spaziata. Allora, continuiamo con le indovinelle. Mi trovo in Awale di Udara, in Corsica Sottana. Faccio parte di 100 luoghi storici di interesse comune di paesi del Mediterraneo. Parlano di me in Alemagna, in Italia, in Inghilterra, in un mondo usano. Sono un luogo di preistoria, puoi scoprire mostantare che rappresentano guerrieri di granito e anche stuvili di terracotta. Di 33 secoli innanzi alla nostra era. Chi è questo luogo? Chi è? Filidosa. Bravo Carlo Santo, di Filidosa. Era già il primo museo di preistoria in Corsica, occupato dal Neolitico fino all'Antichità. Continuiamo. Un altro luogo da scoprire, un luogo d'arte. Mi trovo in Ajaccio, in un carruggio che porta il mio nome. Quando venite a visitarmi, vi faccio fare un passo nella storia. Erosio di Napoleone Bonaparte, l'imperatore del mondo. Sono un uomo inglese, ha lasciato una bella parte di collezione di pitture e statue che rappresentano la famiglia Bonaparte. So un museo pieno di ostro di ghetto e entri di burro. Quale so? Un museo Fesch. Un museo Fesch, brava. Di il cardinale Joseph Fesch. Di il cardinale, bravo. Era il fratello di Letizia Ramolino Bonaparte, a mamma di Napoleone. Ma ne sapete a fare in questa scuola doletta, bravi, eh? In tutto aveva una collezione di 16.000 pitture, una delle più preziose collezioni mai viste. Bravi, siete stati proprio a rispondere a tutte le domande. Un nostro telecompio, mi tocca andare a Pedro e il teatro. Vi dico a dopo? A dopo. Addio, a dopo. Allora, questi turisti, ma vi fate paura? Yeah. Bon. Allora, che fai? Abbiamo fatto su giro i corsi o mica? Siamo un traccio, abbiamo trovato appena tutti i luoghi. Beh, come c'è il cappello,
scullane, allora che avete lavorato? Abbiamo lavorato a visita di Egalanche, di Vesce, che abbiamo lavorato dorna, al Museo di Gorti e la Griade Guadora di Amortilla. Buona. Io penso che, posto che abbiamo messo su cappello e sa collana, poi mi mette per la nostra guida un piccolo paio di spicchietti. Come li stanno questi spicchietti? Bari una mosca, Bari. A oggi mettiamo l'energia che c'è Francine, gli mostriamo che abbiamo lavorato. Allora, sei pronta? Allora, vai burro. So felice di Faviva Ugi a Gorsi. Così bello paese! E così in piani. Allora, è così in piano. E così in piani. E galanche. E galanche. Meraviglia. Allora, ste pedre so bette assai. Allora, ste vedere so becce assai. Sonade quando a Gorsi era attaccata alle stereli per si Le peste bronce. Allez, basta i galanche. E così in Cida, o garuggio Fesce. Fesce era o zio di Napoleone e... Po, c'è la marcia attorno? Ci vuole marcia attorno. A che ora si mangia? Che ora si mangia? Mimi, braccialetti, potremmo comprare... no, Piera giù idrato. O zio di Napoleone ha fatto una collezione tamante. Pitture, oggetti... Così bello, cardinale Vesce. Allez, basta Fesce. E così in l'agriade. Allora, è così in l'agriade. E così in l'agriade. Le dessert. Davanti a voi adora di Amortilla, Davanti a voi adora già Mortella. che è stata gubbiata dall'inglese. Che è stata compiata dall'inglese. Ma va tutto già su di un litorale. Ma abbiamo fatto tutto il cesso di un litorale. E poi io ho fame. Poi giù a fame. Madame Guida, un faccio com'è? Adora già Mortella, construit per difendere. Costruita per difendere. Construit per difendere a Gorsi dai pirati. Ma Nelson. Trafalgar. Io conosciamo. Nelson, si monta in Inghilterra, no? Si montati. Tu sei inglese, no? No. In più? No, non sei mica inglese. Bon. Penso Nelson. che a guida Zanarbe. Chi è a guida? Bon. Mi pare che l'ha erbata. Allez, basta la riade. E così... In corti, a un museo in in corti. corte, a un museo. Ça va être... Adesso è lungo, che? Adesso è lungo, che? Oh, adesso è lungo. Oh, chi vuole va? Poi da un altro ritrato. Oh, madame Aguide, un altro ritrato. Bon. Che? Qui, c'est già una fatto oggi. Per fare un gage. Il est où le cajou? Allez, basta, a mangiare. A mangiare. Torna a uide un sarto. Torna a uide l'un sarsa. Allez, un faccio tutti cuidelo. Allora, un selfaccio con uide. Allora, oyente, prima di farci usare il faccio guidelo e io vi propongo di fare qualcosa con i vostri mani, perché chi vengo a Gumea a sapere yoga, ma quei vostri mani, chi sapete fare? Guardate appena. Tocca a te, Awa. O candileiro de Avuresta. Pafado è semplice. Ci vuole nei vetti d'arbori di Avuresta, un bicchiere e una pistola in coda. Piglia il tuo bicchiere e metti due punti in coda, uno in su e uno in giù, per far tenere i vetti d'arbori l'una accanto all'altra. Non li va mica tutti alla stessa lunghezza, chi sarà più bello se non è mica regolare. Fa tutto il giro di un bicchiere così, che tu ci sighi solo appena di spazio fra i vetti per la passare il lume di a candela.
Ecco è fatto. Accendi la tua candela a scaldapiatto, ecco che il tuo candelabro è pronto all'estero. Ora tocca a te. Come qui o zidelli. Ribiamo gantu, mi drigava di ridruabi. Allora prima mu isto e uiestrove, awa che febo. Bimu ribilio. Femo ribilio, Conosci il ribilio? Come va il ribilio? A spasso. A spasso, giade a spasso, mondade a spasso, quella bestialità. Torna oltre. A spasso, giade a spasso, mondade a spasso, quella bestialità. Bravi. Così deli. Non abbiamo visto appena tutto, abbiamo visto chi c'era. C'era Noas. C'è a trova e poi c'è un ribilio. È così che sono fatte le canzoni. E il ribilio c'è una particolarità nella canzone. Chi fa? Rimane? Donna. Rimane donna, rimane spesso, è sempre lo stesso, non è mica come strova che cambia sempre. Dunque, abbiamo visto che c'erano le strove, abbiamo visto che c'era il ribilio, allora vi propongo di continuare a scoprire un'altra strova. Chi ne dice Jean-Paul? Chi fa dopo? Tremano le villette, i voli e gazzette, pronti a festeggiare. Allora, oggi prima abbiamo parlato con Jean-Paul che era una canzone di oggi evento. Ne conoscete altre poi canzoni di oggi evento? O generale. O generale, la conoscete? Yeah. Allora, poi mi cantare Jean-Paul. Chi alba fu, chi alba era, una nazione, so una vera, chi fu sommario era nero, a sanguinica sott'armena, o generale, o badria isfatta d'una ve, a forze l'arme di un indegno potere, con ponte no aiutani e un avrombo misera, o generale a forza e uspera. Lei da imparare a scuola questa canzone? No, No? In due? andiamo a casa. Ah, in casa? Dunque ti piace a te questo gruppo? Yeah. Yeah, si sente che lui ti piace. Allora io se ti propongo di cantare tutta questa canzone. Che dici Jean-Paul? E mi sta appena tutto, ritmo, e strofe, giustezza, se siete le golette, cantano proprio, allora cantiamo. Che dici? Vanu erizele sciaure, i giassi l'ondadure, a franca e ci dà. Voe su paese rivolta, nagione d'una volta, San Fidemus era. A spasso, giade a spasso, mandate a spasso, quella bestialità.
così avete cantato proprio e ci siamo gampati. Spero che abbiate passato un bel momento. Siamo gampati, Ringraziamo a scuola Doletta e a sua maestra Marica Battaglia per il aiuto e ora è giunto un momento di chiamare tutti i nostri compagni che hanno fatto questa magnifica Fabriguccia. Osidelio, Pedro, venite a salutare con noi, a io che ora. Era bella questa Fabriguccia, che ne dite? Siete mica? Yeah! A bene!